Agrigento a San Leone un piccolo di delfino è stato recuperato innanzi al club nautico Punta Piccola. Il cucciolo probabilmente ha perso il suo branco. Grazie alla sensibilità di alcuni bagnanti e soprattutto di Sergio Tedesco è stato soccorso e salvato. Sarà curato nel centro di recupero di Cattolica Eraclea. Non è la prima volta che branchi di delfini si avvicinano alle coste agrigentine. I delfini sono animali molto socievoli che spesso si avvicinano alle imbarcazioni per interagire. Ascoltiamo lo stesso Sergio Tedesco. Sergio Tedesco, si è trattato di un salvataggio in extremis, un piccolo delfino di 2 giorni che però sarebbe sopravvissuto poco tempo se non foste intervenuti in tempo. Sì, io direi che è stato più che altro un regalo, un estremo regalo che la vita mi ha voluto fare perché l'avere questa soddisfazione e poter tenere per 2 ore, 2 ore e mezza un neonato di delfino in mano e vedendo questo grandissimo lieto fine mi sento, cioè ho smesso di piangere, forse ancora non ho smesso di piangere. È stato tutto casuale, credo che chiunque davanti a una cosa del genere si sarebbe comportato come ho fatto io ed è stato veramente bellissimo. Il delfino era neonato, aveva appena 2 giorni, ancora aveva dei parassiti attaccati alla coda che stavano mangiando la placenta ed era completamente isolato, quindi io l'ho visto girare in circolo mentre facevo un giro con il windsurf davanti al club nautico Punta Piccola, poi a nuoto mi sono avvicinato, ho nuotato accanto a lui fino a che lui stranamente come comportamento si avvicinava bene e cercava del contatto. Dopodiché lui ho visto che è partito per la spiaggia e si è spiaggiato. Ho tentato di riportarlo in acqua e è andato di nuovo verso la spiaggia, quindi ho capito che di essere completamente in difficoltà e allora l'ho cullato fino a quando non sono arrivati i soccorsi e poi grazie all'aiuto anche dell'associazione Meris che ci ha indicato dove era più probabile trovare il branco, siamo andati insieme alla guardia costiera lì e l'abbiamo messo in acqua per circa 10 minuti, lui è stato un po' così, diciamo, confuso, non nuotava bene, poi ha cominciato a nuotare bene fino a che si è allontanato 200 metri dalla barca, abbiamo visto proprio gli altri delfini arrivare, questi 4 spruzzi insieme se ne sono andati ed è stata un'emozione incredibile, veramente, incredibile, mi viene da piangere ancora adesso, una cosa veramente bella. Come è accaduto quel che è accaduto, ovvero appena partorito si è perso dal branco, è sfuggito? Allora, questo non posso essere io a dirlo, quello che ho percepito sì che probabilmente, sicuramente si è perso dal branco, le motivazioni saranno tantissime, può essere stato semplicemente perso così casualmente, può essere stata magari la madre finita in una rete, il branco, questo non ve lo so spiegare, sicuramente c'è chi lo saprà meglio di me, l'unica cosa che vi posso dire è che era completamente disorientato e penso anche affamato, era proprio un cucciolino con quegli occhi dolcissimi, un animale meraviglioso veramente. Sicuramente le associazioni sapranno meglio e studieranno la cosa. Comunque vi posso dire che era una specie delfino comune che a dispetto del nome è una specie in estinzione e molto rara da vedere sotto costa. Che probabilmente sia stato adottato da un altro branco di delfini, diciamo, che è più facile vedere dalle nostre parti. E però mi hanno detto che comunque i delfini sono solidari e che quindi con ottime probabilità lo accoglieranno e comunque permetteranno al delfino di vivere e di crescere. Lo spero tantissimo, ma penso che sia successo.